Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio Green Hub per l'organizzazione di questa giornata e anche Assoambiente per aver inserito questa tappa nell'itinerario impianti aperti. Mi sarebbe piaciuto essere presente e vedere di persona, purtroppo come vedete impegni mi trattengono a Roma, ma sarà mia cura comunque venire a visitarvi, anche perché sarebbe comunque un'occasione preziosa per vedere da vicino come l'innovazione industriali possa tradursi in azioni concrete anche per l'ambiente. L'impianto che inaugurate oggi è un'eccellenza nazionale, è un modello di economia circolare applicata proprio che è capace di trasformare gli scarti in risorse di qualità. E è proprio questo il senso dell'Endo West, non rifiuti da smaltire ma materie prime da rimettere in circolo. E proprio in tema di Endo West Gesso, il Ministero è attualmente impegnato nelle valutazioni delle osservazioni ricevute nella consultazione pubblica per affinare lo schema di decreto. È un passo atteso che consentirà l'impiego del gesso riciclato in sostituzione del gesso naturale nel cemento, negli assorbenti industriali e soprattutto nel settore dell'edilizia. Quest'ultima destinazione infatti si inserisce in una strategia più ampia che include anche i CAM per l'edilizia e i lavori stradali e anche i decreti che devono essere finalizzati come quello del terra e rocce da scavo e rifiuti da costruzione da demolizioni, che sono tutti volti proprio a favorire lo sviluppo di processi sempre più diffusi e anche processi di circolarità nel settore dell'edilizia e nel settore delle costruzioni. Gli interventi normativi si affiancano anche ai 2 miliardi e 100 che abbiamo investito nel PNRR per realizzare e potenziare gli impianti nel paese e anche al nuovo credito di imposta riciclati che stiamo finalizzando con l'introduzione proprio di 10 milioni di euro nei fondi FSC. L'economia circolare è una leva decisiva per innovare, per decarbonizzare, per creare valore, ma va sostenuta ovviamente con delle regole chiare, con degli incentivi che siano efficaci e anche con un mercato delle materie riciclate più solido. Servono strumenti europei forti come il Circular Economy Act che sosteniamo e quale stiamo dando anche il contributo come paese, ma anche investimenti e semplificazione e collaborazione continua tra il pubblico e il privato. In questo contesto, infatti, impianti come quello di Green Hub rappresentano un riferimento proprio concreto per la transizione ecologica che il Ministero continuerà a sostenere con semplificazioni e anche apertura verso le nuove tecnologie e sostegno agli investimenti in stretta sinergia con il mondo produttivo e i territori. E quindi ringraziandovi davvero tanto per l'invito e sottolineo il dispiacere non essere presente, ma vi auguro buona giornata e buona inaugurazione.